riapre, la sensazione di questa prima giornata? La sensazione è buona perché anche l'apertura dei bar ci aiuta, perché vedere la gente che cammina, che passeggia, che va quei 10 minuti a prendere il caffè, aiuta anche noi a vedere un po' di movimento e speriamo anche delle vendite per noi. Abbiamo tentato una nuova apertura con orari più lunghi, perché siamo qui dalle 8:30 di stamattina fino alle 19:30 di questa sera, tutti i giorni, dal lunedì al sabato. I clienti hanno recepito bene questa cosa, alle 8:30 c'era già il primo con la pila dell'orologio scarica e la gente è venuta volentieri. Stamattina abbiamo lavorato come fosse un venerdì del giorno di mercato. Da oggi ufficialmente è tutto aperto. Le prospettive che hai, le speranze che hai? La speranza è che la gente continui a credere nei negozianti che gli sono stati vicini in tutta questa pandemia, che continui la visibilità e la fiducia nei negozi di vicinato e speriamo che ricominci a funzionare tutto come era prima. Fortunatamente le restrizioni sono meno pesanti di quello che si pensava, speriamo che ricominci tutto come era prima. Le attività commerciali riaprono, i locali riaprono, voi che prospettive avete? Abbiamo buone prospettive, nel senso comunque vediamo che la gente vuole venire a bersi una birra, a stare in compagnia, a vederci di nuovo anche noi come azienda, sia noi, sia il Meddoc, sia il Brunello Rosso, quindi siamo molto soddisfatti, vediamo che la gente ha voglia di uscire e stare di nuovo, tornare alla normalità. Siamo contenti di questo, abbiamo visto molti feedback molto positivi, quindi riapriamo stasera con felicità e con buone speranze. Una delle pochissime attività che rendono un servizio alla città, il servizio al cittadino, il servizio del luogo, del posto. Che prospettive ha vista l'apertura di oggi delle attività commerciali? Io sono sempre stato aperto questo periodo, quindi non ho avuto problemi. Anzi, spero che quelli a cui ho dato un servizio questo periodo continuino a venire da me, perché appunto ho dato un servizio e spero di essere contraccambiato anche. Che prospettive hai di fronte? Ma noi ce le abbiamo negative, perché pensiamo che l'ansia che ha la gente porti un calo dei fatturati e questo altera l'equilibrio del negozio. Per cui... Indubbiamente il calo di fatturato ci sarà, però rivedere la gente girare, rivedere un po' di clientela, arrivare magari a fare solo domande è già importante. Certamente, questo è l'obiettivo, avere la città che si muove, però dal nostro punto di vista che dobbiamo vivere di questo lavoro, la preoccupazione è se tutto questo porta il profitto che cerchiamo. Quindi mi auguro che ci sia tanta gente, ma mi auguro che venga anche dentro a spendere. Grande ripresa delle vendite e che la gente cominci ad avere un po' meno paura di questo virus e che ci aiuti anche a riprendere bene questo momento, anche lavorativo in questo caso. Noi siamo sempre a disposizione, siamo contenti di rendere belle poi le case delle persone con i nostri prodotti per la casa, nel nostro punto vendita poi di San Fior qui vicino vendiamo tante cose per la casa e noi siamo contenti di aspettare le persone che si liberino anche poi dalle quattro mura di casa. Oggi riaprono le attività commerciali, riaprono anche le gioiellerie, le oreficerie. Che prospettive avete? Oddio, le prospettive sono rose. Però la realtà dopo sarà ben diversa perché per il semplice fatto che con la paura, con questo coronavirus sarà difficile che la gente magari ritorna alle passeggiate di prima. Perché? Perché appunto per la paura e via dicendo. Speriamo perché bisogna sempre iniziare, perché per fare il giro del mondo si inizia sempre col primo passo. Speriamo che passettino alla volta riusciamo a recuperare quello che abbiamo perduto, perché obiettivamente stare 2 mesi chiusi è una grossa difficoltà per tutti quanti, commercianti compresi, ma soprattutto anche per le famiglie. È il primo giorno di riapertura. Voi cosa vi aspettate da questa giornata? È un po' un terno al lotto, non si può sapere nulla. Noi abbiamo prescelta deciso di non aprire e aspettare ancora qualche giorno per capire bene come funzioneranno le cose. Tutto qua. Quando pensate però di riaprire?
Beh, molto probabilmente la prossima settimana saremo aperti a tutti gli effetti con le dovute precauzioni, perché comunque ci vorranno delle precauzioni. Voi siete un locale storico e abbiamo bisogno anche di voi. Beh, dopo 56 anni di attività credo che anche Conegliano abbia bisogno di noi come noi abbiamo bisogno di Conegliano, per amor del cielo. Però adesso vediamo, insomma, le prospettive per aprire ci sono, ma la prossima settimana, non prima. Grazie e arrivederci. Grazie a voi e buona giornata. Siamo qua fiduciosi che i nostri clienti tornino a trovarci con tanto amore. Siamo qua. Tanti auguroni a tutti i colleghi commercianti, che Conegliano si metta in movimento quanto prima. Vi aspetto tutti. Da oggi si riaprono le attività commerciali, si riaprono anche i bar. Con tutte le difficoltà del caso, quali sono le prospettive? Le prospettive non saranno sicuramente le più rosee, però non possiamo abbatterci, non possiamo lasciare che questo momento ci faccia perdere la voglia di andare avanti, di affrontare il tutto con il coraggio e la determinazione che abbiamo sempre avuto e che abbiamo dimostrato anche in queste 9 settimane di quarantena. Per cui noi siamo pronti, siamo qua, non vedete i nostri sorrisi, ma vedete i nostri occhi che comunque sono un messaggio di speranza.